Bene, il mio nome ve l'ha già detto il professor Marra. Ridicelo, no? Mi chiamo Aurora, il mio cognome non è sardo, piglia pochi, però buoni, come tutti noi che siamo qui. Ma che sardo? Sono nata in questa terra, mia mamma è sarda, i miei nonni materni sono sardi e voglio lottare ogni giorno della mia vita per difendere la Sardegna. Io non ho altre passioni, ho la passione della difesa della mia terra. Ma il mio discorso potrebbe essere lungo. Io voglio difendere la terra tutta. Però è inutile che io faccia tante battaglie. Cerco almeno di portare avanti quella della terra dove sono nata. Ho preso il microfono, non voglio ripetere le cose che hanno già detto altre persone prima di me. Ho voluto parlare con voi intanto per ringraziare tutti quelli che di domenica mattina hanno deciso di venire a condividere con noi questa battaglia, quindi uno per uno tutte le persone che sono qui. Le ragazze con le quali ho fatto amicizia, che hanno creato un comitato spontaneo, sono un gruppo di ragazze di Terralba e quindi io le inviterei a parlare, però mi hanno fatto dei brutti cenni, quindi anche qualcun altro ha paura del microfono. Però oggi è una giornata importante e la loro presenza veramente ci riempie di gioia. Volevo solo dire un'altra cosa. È chiaro che noi non vogliamo centrali nucleari, ma noi non vogliamo soprattutto le scorie nucleari, perché il pericolo che sta correndo questa terra, con tutti i proclami di questo governo italiano, è quello di confonderci le idee, diciamo, perché la Sogin ha già avuto il mandato e deve assolutamente indicare il sito unico per le scorie nucleari italiane già prodotte quando c'erano ancora le centrali in Italia. Ma voglio dire, noi cosa vogliamo lasciare ai bambini che verranno? Cioè, cosa gli lasceremo? Voi tenete conto di una cosa, nessuno è in grado di stabilire gli anni di vita o i millenni o i milioni di anni di vita delle scorie nucleari. Pensate che solo 200 anni dopo la morte dell'ultimo faraone nessuno era in grado di leggere i geroglifici. Allora, in quale modo chi nascerà su questo benedetto pianeta, chi nascerà su questa terra, potrà sapere che deve stare lontano da certi siti, visto che non sappiamo che lingua si parlerà dopo centinaia e migliaia di anni, quali saranno le energie utilizzate per segnalare, quindi un'eventuale segnalazione acustica non è ipotizzabile. Allora, in che modo verranno a sapere della pericolosità di questi siti? Cioè, ma noi vogliamo rubare il futuro di questo pianeta? Ponetevela tutti questa domanda, signori, perché in Nevada, negli Stati Uniti, nel raggio di 50 chilometri, non nevica più. Tanto è il calore che emanano dalla terra queste scorie di morte. Cioè, io non voglio assolutamente pensare che possa succedere una cosa del genere a casa nostra, perché stiamo subendo troppe cose, ma non voglio... Ma anche dal governo sardo stiamo subendo molto, non è solo il governo Io mi opporrò contro tutti, tanto, guardate, ho vissuto 50 anni e chi cavolo se ne frega, ho vissuto, ma io non permetterò queste cose. Cioè, quindi mi auguro che il popolo abbia uno scatto d'orgoglio e che tiri fuori la contrarietà con queste cose, che io non vedo niente di positivo in questo. Prima ha parlato il mio amico fisico dell'Università di Cagliari, Michelangelo Puliga, e lui chiaramente ha conoscenza e sa spiegare meglio, ha saputo spiegare anche con termini tecnici più appropriati. Io sono solo una donna, voglio l'indipendenza di questa terra, perché tanto noi non avremo scampo stando attaccati a questi governi italiani. Scusate, grazie.